onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Buonasera, bentrovati. Veniamo all'aggiornamento sui mercati in questo giovedì 2 aprile. Partiamo oltreoceano. Wall Street, Standard & Poor's, negativa la percentuale, meno 0,01%, una quota punti di 6.574, 46.495 la quota punti per Dow Jones, meno 10,15 la percentuale. Meno 0,07% per Nasdaq, 24.002, 2.524,9 Russell 2000, 0,50 la percentuale, quindi in verde. In verde anche la percentuale dell'indice di volatilità, 2,81%, 25,2 per il VIX. Vediamo il valutario: dollaro 99,9, euro dollaro 1,15, sterlina dollaro 1,32. Passiamo alle materie prime, partiamo dall'oro, 4.669 dollari all'oncia, non cresce, meno 1,86%. In verde la percentuale per il petrolio, 11,45%, 110 al momento i dollari al barile. Titoli di Stato, vediamo BTP Bund 87,310. Una parentesi sulle criptovalute: Bitcoin 66.763 dollari, 2.053 sono i dollari per Ethereum. Sono le 17.31, si sono quindi concluse le contrattazioni in piazza affari. Vediamo per l'Eurozona come si conclude questo giovedì 2 aprile. Si chiude con percentuali tutte in rosso tranne il mercato inglese. UK 100 chiude con 0,62%, una quota punti di 10.428. Vediamo lo Stoxx 50 che ci racconta i 50 principali titoli europei, ci dà una percezione sulla giornata. La quota punti è 5.679, la percentuale in rosso del meno 0,93%. Proseguo con il mercato tedesco, il DAX chiude con 23.114 punti e una percentuale del meno 0,79%. Meno 0,38% per il mercato spagnolo, 17.513 è la quota punti per IBEX 35. Vediamo il mercato francese, CAC 40 chiude con una quota punti di 7.948 e una percentuale del meno 0,40%. Salutiamoci vedendo il FTSE MIB da Piazza Affari, l'indice di casa nostra chiude in negativo, meno 0,41% con una quota punti di 45.529. E questi gli aggiornamenti per giovedì 2 aprile, io vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Avete ascoltato La chiusura delle borse, realizzato in